Ciao, oggi voglio iniziare così. Questa è la stazione di Tempio Pausania dove vivo. Perché vi voglio far vedere la stazione? Ecco, perché il personaggio di cui vi parlerò oggi ha alcune opere all'interno della sala d'aspetto. Lui è un grande artista, pittore sardo. Non so se lo conoscete. Questo è lui. È Giuseppe Biasi, nato a Sassari nel 1885. Già all'età di 18 anni fa caricature sui fogli umoristici sassaresi e a 19 inizia a dedicarsi alla pittura. Nel 1904 parte per Roma e l'anno dopo incontra un suo conterraneo poeta, Ruiu, che lo introduce nella redazione di due giornali all'epoca molto importanti. Nel 1906 vince anche un concorso indetto per le copertine del giornalino della domenica, con il quale collaborerà fino al 1910, ma nel frattempo non ha mai mollato gli studi, infatti prenderà la laurea in giurisprudenza. Dopo la laurea collaborerà anche con una grande artista sarda, Grazia Deledda. Nel 1912 entra e ne diventa fulcro del cenacolo sassarese, formato da artisti e intellettuali. Senz'altro incisivo fu l'incontro con il pittore Mario Mossa de Murtas, con il quale viaggiò all'interno della Sardegna tra la Barbagia e il Sulcis, dove Biasi diventa portavoce della cultura sarda. Ciò che lui dipinse era frutto delle sue osservazioni. Le sue opere sono così reali da pervadere i sensi al punto da immaginare i profumi e gli odori del paesaggio. Così agreste e mediterraneo, lui rimane un faro luminoso della cultura artistica. La sua eredità la si trova nei musei, ma anche negli occhi di chi ama l'arte. Spero vi sia piaciuto conoscere anche questo artista e vi lascio dicendovi: l'arte è come la vita, un viaggio senza fine. Vi aspetto alla prossima. Ciao!